Sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Michele Merlo, il cantautore 28enne di Rosà, morto domenica sera al Maggiore di Bologna, dove era ricoverato in rianimazione dopo l'intervento chirurgico a seguito di un'emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la denuncia dei genitori del giovane che hanno affidato il caso all'avvocato Dalben del Foro di Vicenza. Esigono chiarezza su una vicenda che ha molti lati ancora non chiari. Intanto tutta Rosà attende il ritorno a casa di Michele. Nessuna parola può esprimere quanto dolore c'è nel paese. Un ragazzo felice, un ragazzo che aveva un sorriso che ti comprava, un ragazzo soprattutto che aveva una passione, una voglia di vivere che la emanava solamente parlandogli assieme. Per cui è una perdita importante per la comunità stessa. Sono a contatto con il papà giornalmente, stiamo lavorando, stiamo capendo un attimo anche per l'organizzazione delle funerale, per cui a breve avremo anche questo funerale che sicuramente verrà fatto in un luogo all'aperto, probabilmente un'area anche privata molto ampia per la gestione un po' di tutte le persone che vorranno portare l'ultimo saluto a Michele. E Paolo Bordignon lo ricorda così. È una persona squisita, aveva un sorriso come dicevo prima che ti comprava e questo è il ricordo che voglio lasciare di Michele alla comunità.